Una sentenza interessante che probabilmente farà discutere tanto e farà giurisprudenza. È accaduto a Sciacca, dove il presidente del tribunale ha emesso un'ordinanza nell'ambito di un procedimento per separazione non consensuale tra due coniugi, in cui testualmente ha stabilito cosa fare. Rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, assegna il gatto al resistente, che della sommaria istruttoria appare assicurare il migliore sviluppo possibile dell'identità dell'animale, ed il cane ad entrambe le parti a settimane alterne con spese veterinarie straordinarie al 50%. In sintesi, il giudice ha affidato il gatto all'ex marito ed il cane a settimane alterne ai due ex coniugi. Tutto ciò al fine di garantire all'animale e agli ex coniugi di continuare a coltivare il legame affettivo reciproco. Si tratta del primo caso in Italia in cui un tribunale, attraverso un'ordinanza originale, stabilisce, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, non solo l'affidamento degli animali domestici, ma anche la reciproca partecipazione alle spese. Il giudice ha voluto riconoscere all'interno della famiglia la valenza affettiva agli animali domestici. È sicuramente il primo caso in Italia in cui il nostro diritto di famiglia risulta all'avanguardia nei procedimenti di separazione in genere. Sulla questione c'è un vuoto normativo ed in Parlamento esiste da tempo una proposta di legge sull'affidamento degli animali in caso di separazione dei giudici. È un argomento che interessa milioni di famiglie con animali in casa che spesso hanno ruoli affettivi molto importanti, con una sentenza atipica in cui i giudici pensano anche al loro benessere. Diverso è il caso delle separazioni consensuali, dove al contrario esiste una certa giurisprudenza ed i tribunali si limitano a prendere atto degli accordi dei coniugi in sede di separazione.